E quindi ho pensato, se ho fatto questo, 3, 2, 1, svolgi! posso fare anche questo. Buongiorno a tutti, allora alla fine si doveva fare e quindi oggi faccio la mia prima ferrata, almeno speriamo di riuscire a fare la prima ferrata, anche perché ha fatto un pochino di neve, quindi adesso vediamo com'è la situazione per andare su e se il tutto si può fare in sicurezza si procede, altrimenti troveremo un'altra opzione. Allora Max, dove andiamo oggi? Allora, oggi proviamo. L'ambizione ci dice che proviamo a salire in cima, però non ci scommetterei più di 50 centesimi di euro. Ok. Però ci accontentiamo di riuscire a fare il sentiero attrezzato leva che corre lungo una serie di cengi orizzontali più o meno lì a metà parete, insomma. Vediamo se almeno fino lì arriviamo, se riusciamo a farlo tutto, se facciamo un pezzettino, se sporchiamo l'imbrago, vediamo cosa succede. I'm so sad. Since I lost you, I've been high. Think you saw me with your friends last night. Yeah, I think it was you. Such a tragic, rather painful sight. So embarrassing. Such a tragic, rather painful sight. So embarrassing. So I ran back to my heartache, holding hands with the night. Hopelessly hoping you'd call. If we think about it, we think too much. Maybe we should talk about it, should be enough. But we'll never be enough for us if we not give up. Just say yes. 'Cause baby, 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 we're better than that. Maybe, 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 maybe it's as simple as that. Bene, direi che siamo pronti. Carichi? Speriamo bene. La concentrazione durante tutto il tracciato è sempre stata altissima e per quanto da subito mi sia trovato a mio agio, ogni passo è stato studiato e ponderato. La montagna mi ha sempre regalato grandi emozioni, ma conoscendola so che non perdona, va rispettata e mai sottovalutata. Max è stato un perfetto compagno di cordata e mi ha fatto vivere uno dei momenti più belli della mia vita.
Ci sono voluti giorni per far scendere l'adrenalina e ancora oggi, riguardando le immagini, sento il profumo della neve e delle rocce, l'aria frizzante e il rumore dei moschettoni che scorrono lungo il ruvido cavo d'acciaio. Sono convinto che anche per voi la prima volta sia stato qualcosa di magico, ma sono anche certo che ogni volta l'incanto si ripete perché la gente di montagna non si stanca mai di stupirsi.